Allontana da me questo calice amaro. Dio, se esiste un Dio! In quest'ora di morte la mia mente si confonde. Si sciolgono anche i principi più certi. È nebbia tra i miei pensieri. In Italia non è come in certi paesi dell'Oltralpe dove, o per la freddezza del clima o per quella degli abitanti, sono perseguitati quelli che vanno a donne. Nelle nostre città non soltanto sono autorizzate le puttane o cortigiane, come vogliamo chiamarle. Ma lo sentite questo? Loda le nostre città perché ci sono bordelli e abbondano le donne di malaffare. No, la prego mi ascolti. Non solo sono autorizzate le puttane da tutte le leggi cittadine, ma i bordelli sono istituiti regolarmente come conventi di monache. Basta così! Il Candelario, commedia in 5 atti di Giordano Bruno. Avete sentito con le vostre orecchie il suo linguaggio scurrile e villano? Ma è un'opera scherzosa. Forse bisognerebbe giudicare quest'uomo dai suoi scritti più importanti. No, quelli sono anche peggio. Devo ammettere di essere profondamente turbato da questo processo. Siamo di fronte ad un uomo dalla piena coscienza morale. È un filosofo, conosciuto in tutta Europa. Credo che questo logo sarà molto difficile da accendere. Cardinali. Allora, frate confessore, Perdonatemi, reverendissimo, ho mancato, forse non ho abbastanza fede. tacete. Non addossatevi una colpa che non avete. E poi non vi può essere Sappiamo che avete fatto del vostro meglio. Se non c'è volontà, se non c'è desiderio. Lo stesso vi lodo, per quanto di carità avete posto nel vostro ufficio. Reverendissimo, le vostre parole mi confondono. Temo l'aver peccato. Su, non turbatevi ora. Pregherò per l'uomo. Bravo! Pregate. Dove mancano le opere, forse può arrivare la preghiera. Allora pregherò per Bruno. Avete mandato voi col frate francescano a confessare Bruno? Avevo dato precise disposizioni che nessuno parlasse a Bruno senza una mia autorizzazione scritta. Mi meraviglio che proprio voi non le rispettiate. C'è stata la pronuncia della condanna e siamo alla vigilia della sentenza. Mi chiedo se un atto di clemenza da parte nostra in questo momento possa essere interpretato come un atto di debolezza da parte nostra.
Abbandoniamo la veste dell'inquisitore per assumere quella del sacerdote che ci è abituale, quella dell'amico, del fratello, del buon samaritano. Voi sapete come la superba ostinazione di Bruno abbia fiaccato le nostre forze, irritato le nostre coscienze, costringendoci ad infliggergli la condanna a morte. Per troppi anni, rinchiuso e non condannato, è diventato il segno della nostra incertezza. In questi ultimi giorni mi è parso di capire, di sperare forse, che Giordano Bruno sia giunto agli estremi. Già a Ginevra ebbe a ritrattare le sue critiche all'eresia calvinista, ma poi allontanatosi dalla Svizzera le ha riprese più feroci di prima. Potrebbe comportarsi allo stesso modo anche con noi. Secondo voi, una conversione sotto tortura, quali benefici ci porterebbe? Ma che cosa dice esattamente Sua Santità? Sua Santità è perfettamente d'accordo con noi. Il Papa rimette la questione nelle mani della Santa Inquisizione. C'è da fare anche questa considerazione. Se Bruno verrà condannato, bisognerà poi provvedere a fermare le sue idee, e questa è una cosa molto difficile. Una volta bastava che fosse pronunciata una scomunica contro uno, perché ogni sua cosa, oggetto, scritto, pensiero fosse aborrito e cancellato dalla coscienza comune. Ora invece non so per quale pervertimento che ha invaso il mondo tutto ciò che è proibito, vietato, bandito, pare attiri irresistibilmente e fatalmente. Una ritrattazione invece sarebbe una buona cura, il che non è peso da poco. Perdonate, illustri colleghi, se invece di partecipare assieme a voi a questo prelibato banchetto me ne sto qui in disparte, ma ho un ragionamento che mi preme di condividere con voi. Cercherò di esprimermi il più correttamente possibile per fungere da piacevole sottofondo al vostro pasto. Capita il più delle volte che al termine di uno spettacolo, di un racconto, il protagonista venga ricordato non per l'insieme delle sue gesta, ma per l'ultima azione da lui compiuta o per l'ultima frase da lui pronunciata. Ebbene, io sostengo che il fuoco ha il grande pregio di eliminare il nemico, ma contemporaneamente ha il terribile difetto di purificarlo.
Mi riferisco alle opere di Bruno che, per mezzo del rogo della Santa Inquisizione, potrebbero ricevere un'opera di purificazione dalla macchia del peccato che noi non desideriamo. Noi non vogliamo che muoia come un santo, perché tutto quello che resterebbe di lui sarebbe visto come una reliquia. E questo sarebbe un grave danno per la causa della Chiesa. Noi vogliamo che venga umiliato, deriso. Ed ecco il cuore del mio ragionamento. Immaginate l'effetto devastante sulle opere che sopravvivessero alla nostra volontà di giustizia se egli venisse impalato. Non ci sarebbe lettore che, sapendo della sua fine ingloriosa, non abbinerebbe ogni suo pensiero, d'ogni sua parola al sottofondo umiliante di un fiero palo di rovere che gli penetra nelle membra. I suoi libri sarebbero pervasi dal sapore della carne che cede sotto la potenza della nostra arma umiliatrice, e noi non riusciremmo a togliere le nostre pupille dal suo petto che si gonfia di dolore, mentre una pioggia salata li riga le ruvide guance di eretico impenitente. Lo sentiremmo piangere. Ansimare, cedere finalmente